Ben ritrovati all'approfondimento, quest'oggi temi finanziari, parliamo di mercati tra evoluzioni e opportunità di investimento con consigli preziosi e opportunità da cogliere. Ne parliamo come sempre in compagnia del mio ospite Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Buongiorno e ben trovato. Allora, il 2024 è stato un anno segnato da eventi geopolitici ed economici rilevanti che hanno inciso sui mercati. Partiamo insomma dal fatto più importante, l'elezione di Trump. Nella puntata scorsa, in attesa di conoscere l'esito delle votazioni, abbiamo fatto qualche supposizione. Ecco. Ora, a poco più di una settimana dalla vittoria di Trump, quale impatto e quale riflesso sull'economia possiamo evidenziare? Inizio intanto dal ringraziare tutte le persone che negli ultimi 15 giorni, prima delle elezioni, hanno avuto, posso dire ex post facto, la buona idea di contattarmi. Le mie idee riguardo le proiezioni di mercato e insomma, come il mercato si è mosso e le elezioni, avendo seguito in maniera molto attenta tutta quanta la vicenda, si sono rivelate corrette. Oggi, a distanza di pochi giorni dalle elezioni del Presidente degli Stati Uniti d'America, i mercati hanno preso una marcata direzionalità. Essendoci posizionati prima di questi eventi a mercato, devo dire che i clienti hanno preso beneficio in modo consistente. Più di qualcuno oggi vede già performance superiori al 10% a distanza di una decina di giorni, quindi anzi 9 giorni dal giorno dell'election day. Certo. Sì. I mercati si sono scossi però nel frattempo, no? Diciamo che i mercati non è che si siano proprio scossi, i mercati hanno preso una direzione perché? Perché le notizie certe fanno bene alle borse, o meglio, Trump, faccio un piccolo esempio, non è particolarmente pro tutto l'aspetto climatico, il mercato green, non è particolarmente favorevole. Ora, dal punto di vista umano, sociale, ecologico, possiamo discuterne finché vogliamo, ma dal punto di vista finanziario questo è un ok, nel senso che è una tematica certa, piuttosto che sui bitcoin è molto fermo anche da quel punto di vista, perché insomma, la sua apertura verso le criptovalute, la sua volontà di fare una riserva, di mettere a parte una riserva, insomma comprare una quantità ingente di bitcoin, ha dato direzionalità al mercato, ha fatto salire particolarmente il prezzo dei bitcoin di un 30%, quasi un 40% nell'arco di una decina di giorni. Tutti quelli che hanno avuto un ingresso al mercato prima di questo momento oggi stanno festeggiando fondamentalmente. Quindi... Poi lei ci darà insomma anche qualche consiglio in più su questo. Ma questo è sempre il solito concetto, che gli affari si fanno prima, quando si leggono sui giornali è già troppo tardi. Quindi possiamo anche dire questo, Trump si insedierà a gennaio alla Casa Bianca. Possiamo attenderci altri sconvolgimenti insomma, in questo arco di tempo che segnerà appunto l'ingresso ufficiale, il suo insediamento ufficiale? Sconvolgimento è una parola grossa, diciamo che sicuramente ci saranno delle situazioni che porteranno anche delle dichiarazioni del Presidente che daranno ulteriore spinta al mercato e quindi sì, sicuramente ci saranno delle altre opportunità da cavalcare e dei rischi da evitare, perché non è che ci siano soltanto opportunità a mercato, ci sono anche dei rischi. Bisogna fare molta attenzione e stare molto sul pezzo. Il concetto è sempre questo, il professionista serve quando il mare si agita e in acque calme, voglio dire, quando il mercato fa più 10%, che il cliente guadagni il 9 o l'11%, ok, nel momento in cui il mercato ha una certa volatilità, si sposta in su, in giù, i mercati si muovono, è allora che bisogna avere un professionista che ti segue e ti aiuta a entrare, uscire, modificare e adeguarti a quello che è la situazione attuale. Quindi il mio rimando è sempre lo stesso, farsi seguire da un professionista qualificato e capace a insomma, cavalcare questo tipo di opportunità. Lei è sempre a disposizione insomma, per dare qualche consiglio, qualche consulenza. Abbiamo visto anche in sovrappressione il numero per poter avere un contatto con lei o eventualmente anche una mail. È da più di 15 anni che faccio soltanto questo, quindi qualcosina ho capito, penso. Senta, tornando sempre al tema Trump ed elezioni, perché insomma torna un po' con la vittoria di Trump lo spettro dei dazi, e se così fosse il commercio dei prodotti europei e italiani sarebbe a serio rischio, perché insomma ci sarebbero dei ricari importanti. C'è il rischio poi che possa aumentare anche l'inflazione? Quali possono essere i rischi insomma anche da questo punto di vista per i nostri mercati? Allora, la verità è che questo è un tema di politica e non attiene veramente alla finanza.
in realtà si sposta, la derivazione poi è finanziaria, perché? Perché questi dazi imporranno all'Europa una riattivazione dell'industria europea. Questo significa che l'azionario europeo, quindi nei mercati finanziari, le aziende europee dovranno ritornare a produrre, fare utili, insomma, a lavorare. Settore che di fatto si è un pochettino addormentato negli ultimi anni e oggi si sta risvegliando fortemente. Questo tipo di scenari potrebbero reinnescare una crescita dell'azionario europeo. Quindi io la vedo sotto questa luce. Poi positivo o negativo dal punto di vista sociale, questo è un altro paio di maniche. Probabilmente porterà un po' di inflazione, ma da capire quanto, come, che tipo di dazi applicherà. Oggi è troppo presto per parlarne, perché di fatto ancora sono tutte idee che dovranno trovare concretezza e non sappiamo né quanto né quando, quindi certo. Non posso ancora espormi per dire nulla in questo momento. Lei ha parlato... Certo è che probabilmente ci saranno degli inasprimenti da questo punto di vista e porteranno ad un meccanismo di rinnesco dell'azione europeo. Quindi sappiamo già che posizionarci oggi sull'azione europea potrebbe essere particolarmente profittevole. Come farlo? Perché poi, detta così, non vuol dire nulla. Oggi io non entrerei a piedi pari su questo mercato. Io entrerei spaccando la liquidità, entrando un po' alla volta, mediando i rischi. Quindi di fatto oggi un piano di accumulo sull'azione europeo secondo me può essere positivo. Va bene per tutti? Come sempre, la risposta è no, dipende, si fa una valutazione se in maniera adeguata su quel portafoglio di quella persona, di quella famiglia, su quella situazione patrimoniale, ha senso inserire questo tipo di opportunità, però questa opportunità c'è a mercato. Questo è un po' il concetto. Lei ha parlato di mercato azionario, per quel che concerne invece il mercato obbligazionario? Il mercato obbligazionario secondo me è ancora buono. Diciamo che il mercato è tornato a fare il mercato, quello classico che tutte le persone hanno in testa. Sono i nuovi anni 90, non so se vogliamo dirla così, dove i titoli di Stato un punto percentuale o due finalmente lo pagano, l'obbligazionario 2, 3, 4 punti percentuali li pagano, l'azionario con un po' più di rischio e un po' più di movimentazione del portafoglio, ma i suoi 5, 6, 7 punti percentuali li paga. Oggi finalmente il mercato è tornato a fare il mercato. La strategia da utilizzare in questo momento assolutamente è la strategia ABC, dicono gli americani, cioè anything but cash, cioè qualsiasi cosa, basta che non sia denaro in conto, perché lì non rende niente. Conviene portarlo su mercati dove un po' di remunerazione la si trova. Oggi questa è la situazione e in acque calme, al netto di crisi particolari o eventi che ad oggi non è dato prevedere, ritengo che il 2025 possa essere un anno positivo. Anche per i bitcoin, dove io sono sempre stato particolarmente cauto e non dico allergico, ma molto morigerato nel suggerirli. Oggi secondo me, insomma, già da una ventina di giorni sto cominciando a suggerire in maniera congrua e adeguata sui portafogli, perché poi più di qualcuno mi dice beh allora mettiamo tutto lì. Questa è assolutamente una cosa da non fare, in maniera proporzionale ai rischi che una persona vuole correre e conscio del fatto che potrebbe anche vedere qualche segno meno. Tendenzialmente una piccola fettina del portafoglio può andare su questo tipo di asset. Quindi sul quale lei è sempre stato titubante, devo dire, il tema Bitcoin, però già nella puntata precedente, quando i rumors insomma, sulla possibile, probabile insomma, vittoria di Trump, ho iniziato a sciogliere le riserve da qualche... aveva insomma, un po' creato un'apertura, soprattutto nell'ultima puntata, e i Bitcoin in questo momento stanno vivendo un boom, un record. Ma d'altra parte è questo quello che si aspettano i clienti. Mi affidano del denaro, si aspettano di essere protetti. Prima assoluto delle mie priorità è proteggerli, la seconda è portare a casa il rendimento. Quindi di fatto trovate le opportunità. Era abbastanza evidente secondo me che Trump avesse un vantaggio durante le elezioni e che questo, se fosse andata così, avrebbe portato un forte beneficio sui Bitcoin. Così è stato. Muoversi in anticipo entrando un po' alla volta sui mercati, questo ha dato grandi benefici ai clienti. Infatti anche situazioni che avevo acquisito di recenti derivanti da altre realtà negative sono state tutte sanate in ormai 20 giorni, quindi le abbiamo usato anche per uscire da situazioni di crisi. Ora, questa è la panacea di tutti i mali? No, assolutamente no, categoricamente no. Però con buon senso, voglio dire, il professionista serve anche per accompagnarti, a volte accelerare, a volte frenare, fa parte dei miei compiti. Posto che non abbiamo, spero sia quello che apprezza il cliente, voglio dire. Posto che non abbiamo la sfera di cristallo, ma il valore dei bitcoin, delle criptovalute, secondo lei
è destinato a salire ancora? Fino a quando? Cioè, cosa ci possiamo attendere nel prossimo futuro? Sono convinto che il prossimo anno sarà un anno in cui continuerà a vedere segno più, ora magari non in maniera lineare, ma credo vedremo un anno importante dove forse potrebbe anche raddoppiare il valore. Io questo non lo so, ma credo ci saranno dei segni più molto importanti. Siamo nel breve, medio periodo? Nell'anno 2025. Quindi conviene, insomma, quantomeno considerare di destinare una parte di investimento in questo? Con ragionevole buonsenso, una piccola parte del patrimonio può stare. Certo che è un mercato particolarmente volatile, offre rischi consistenti, quindi bisogna capire che già un 1, 3, 5% sì, ok. Cominciare a mettere un 10% su questo tipo di mercati secondo me è già fuori luogo e particolarmente troppo elevato, quindi una fettina può starci. Quanto è rischioso su questo tema dei bitcoin, ma in generale in finanza, il fai da te? Il fai da te è molto rischioso non tanto quando va male, ma quando va bene. Sembra un'assurdità quello che ho appena detto, in realtà è proprio così, perché le persone che, passatemi il termine, fanno centro con un paio di investimenti vengono drogati dalla sindrome di Remida, nel senso che sembra che tutto quello che toccano trasformino in oro. Non è così. Questo li porta ad avere molto più rischio in portafoglio e questo fa sì che al primo errore si brucino intere posizioni. Ecco perché in realtà i segni più sul fai da te fanno più male dei segni meno. Se uno iniziasse e prendesse subito una bella cantonata, probabilmente andrebbe con i piedi di piombo sui rischi e questo lo porta a guadagnare con più buon senso sui portafogli. Mentre partire e portare a casa subito un segno più genera euforia e questa euforia normalmente porta al over risk, cioè andare fuori dalla soglia di rischio, sopra la soglia di rischio. Questo è un problema. Il rischio, no, di farsi prendere un po' dall'entusiasmo e di quindi credere a breve può di dare poter qualche risultato importante, sì, alla lunga tendenzialmente io vedo che tutti i portafogli fai da te, tutti il 100%, la stragrande maggioranza dei portafogli fai da te sono tutti estremamente rischiosi e fuori dai canoni del buon senso. Questo perché poi io vedo le famiglie, mi parlano e dicono ma io voglio un portafoglio tendenzialmente prudenziale, vedo che cosa hanno fatto in autonomia e siamo totalmente lontani dal prudenziale, cioè 100% azionario, operazioni speculative, operazioni a leva, cioè nulla di più lontano da un portafoglio conservativo. Allora dico sì, hanno puntato alla performance dimenticandosi totalmente che la performance ha senso se è correlato a un rischio. Mi spiego meglio. Guadagnare il 5% avendo rischiato niente è un buon rendimento. Secondo me sì. Guadagnare il 5% rischiando l'intero capitale, secondo me non è un buon rendimento, ma sempre del 5% parliamo. Allora, il concetto è che il rischio e il rendimento sono due concetti da correlare, tant'è che in finanza per valutare se un rendimento è un buon rendimento lo bisogna paragonare al rischio. Mi spiego meglio. A parità di rendimento, due investimenti, qual è quello migliore dei due? Quello che mi ha fatto rischiare di meno. Ok? Perché di fatto è questo. A parità di rischio, qual è l'investimento migliore? Quello che mi ha fatto guadagnare di più, perché il rapporto rischio-rendimento è quello che dà la risultante positiva. Puntare solo al rendimento, ho guadagnato il 10% e magari ho rischiato l'intero capitale, avrebbe dovuto pagare l'intero capitale, quindi avrei dovuto guadagnare il 100%, è poco. Capito certo. Cosa voglio dire? Però molte persone appunto rapportano questi due concetti, ho rischiato poco e ho guadagnato magari poco, normalmente nel aspettandosi performance diverse. Normalmente nel fai da te o si va estremamente cauti, quindi si azzerano i rischi, o si punta soltanto alle performance. La correlazione tra i due fattori, rischio e rendimento, francamente non l'ho mai vista nei portafogli fai da te, è di solito quello che fanno i professionisti quando bilanciano i portafogli ed è esattamente quello che serve per avere buone performance con rischi contenuti. Questo è quello che fa la differenza enorme nei portafogli e soprattutto funziona nel lungo termine. E quindi per avere delle buone performance cosa bisogna fare? Affidarsi a un consulente prima di tutto per avere insomma il quadro completo e poi? Lei mi ha sentito parlare più e più volte di cosa fare e come farlo, ormai potrei chiederle cosa fare come consulente, ma voglio dire, oggi sicuramente ritengo che avere un consulente a fianco sia necessario. Diciamo che anni fa un libero professionista doveva avere un commercialista sicuramente perché è un tema complesso l'aspetto fiscale e spesso e volentieri anche un avvocato. La finanza la si faceva in banca.
oggi credo che chiunque debba essere dotato di, se è libero professionista, di avvocato e di commercialista e di consulente finanziario. Mentre nelle famiglie basta semplicemente un consulente finanziario perché la fiscalità e l'aspetto legale sono meno impattanti. Però oggi un professionista dal punto di vista bancario, insomma, della consulenza finanziaria, trovo che sia necessario. È un ambito che è diventato sempre più complesso, sempre più veloce. È difficile stare al passo per i professionisti, figuriamoci per chi non lo fa in modo strutturato. Quindi. Lei più volte ci ha detto che molte persone lamentano, che la chiamano, lamentano il fatto di non essere seguite a dovere dal proprio consulente bancario. È un tema anche questo importante che poi aumenta secondo me a creare diffidenza e distanza con l'istituto bancario, con il consulente, insomma ad avere qualche remora nel magari avere a che fare con questa figura, con questa professionalità specifica. Sì, assolutamente sì. Aggiungo anche un pezzettino, nel senso che non è solo il rendimento che genera fiducia e rapporti di lungo termine, perché se contasse soltanto il rendimento, appena esce il conto che paga lo 0,% in più, tutto il mercato deriverebbe la liquidità lì. Domani mattina esce il conto che paga qualcos'altro in più da un'altra parte e tutto il mercato vira di là. Non funziona così, perché esiste anche una certa abitudine, una certa schematicità, i rapporti umani, avere una persona che mi conosce, che sa consigliarmi e dirmi anche guarda che questo investimento non fa per te, la macchina questo non lo fa fatica a dirlo, fa fatica a capire perché quell'investimento non è ok in quel portafogli. Quindi un professionista che ti segue oggi è abbastanza necessario secondo me nelle famiglie. Chi non ce l'ha sarà opportuno che si doti di un professionista. Tra l'altro non costa nulla, nel senso che i consigli di un consulente finanziario, voglio dire, non costano nulla, è compreso nella gestione delle cose. Fondamentale il dialogo, no? Che si viene a creare, che è necessario si venga a creare, no? Per capire quali sono gli obiettivi dei risparmiatori e anche l'attitudine al rischio di cui parlavamo poco fa. Sì, sono perfettamente d'accordo. Sì, per esempio appunto capire, soprattutto i giovani quando vengono in ufficio da me e mi dicono ma io vorrei investire, vorrei raddoppiare i capitali. Bene, la mia risposta di solito in toni provocatori insomma è ok, sei anche disposto a perderlo quel capitale, e lì vedo facce totalmente diverse, perché per raddoppiarlo bisogna esporsi, quindi non è proprio la risposta. Quando si rendono conto che c'è del rischio, allora cambia totalmente l'approccio, ma se non gliel'avessi suggerito puntavano solo alla performance. Quello è l'atteggiamento che bisogna evitare. E allora in quel momento io che cosa ho fatto? Ho venduto prodotti? No, perché io non vendo prodotti, do consulenza, quindi seguo le persone. Poi è chiaro che questo deve sfociare in prodotti, ma prima di capire quali sono i prodotti adatti, devo capire chi ho davanti. Il medico ha infiniti farmaci da proporre, ha una farmacia intera da proporre, ma prima di capire quale farmaco proporre al paziente lo dovrà pur visitare. Più o meno il concetto è questo. Sì, appunto il fatto che si venga a creare un dialogo crea anche maggiore fiducia, no? Che è quello che cercano le famiglie poi. Sì, assolutamente sì, lo si vede anche nell'ambito successorio, perché di fatto quando poi si è seguiti da professionisti qualificati, l'aspetto successorio è particolarmente importante. Io spesso sollecito temi anche a volte scomodi e delicati nelle famiglie, un po' perché penso di godere della fiducia di queste, insomma, per poter parlare di temi delicati. 1, 2, ho le competenze per poterlo fare, e questo fa sì di poter aiutare le famiglie nel risolvere le tematiche successorie in vita o magari anche mortis causa, perché magari i genitori anziani sono venuti a mancare e non hanno mai fatto nulla a riguardo. Quindi aiutare le famiglie in questo senso è particolarmente importante. Chi segue le finanze non deve guardare solo il rendimento, l'1% in più, l'1% in meno, ma tutta la struttura del patrimonio che si compone di immobili, quote aziendali, denaro, rapporti familiari da preservare, perché il denaro spesso sporca i rapporti e quindi bisogna fare attenzione a usarlo in maniera corretta, a non privilegiare qualcuno e a tagliare fuori qualcun altro. È delicata la situazione, ci vuole molta professionalità, molto rispetto e benevolenza, cioè volere bene a queste famiglie, nel senso un po' di professionalità. Tornando al nostro caro Donald Trump, non abbiamo concluso perché insomma dobbiamo fare una riflessione anche sull'economia e il mercato cinese. Che impatto potrebbe avere sull'economia cinese questa rielezione di Trump e cosa significa per il mercato azionario cinese, di cui lei ci ha sempre parlato nel corso di questi approfondimenti che abbiamo fatto insieme, sottolineando anche le ottime performance che soprattutto in questo ultimo periodo questo tipo di investimento sta regalando? Allora,
Indipendentemente da Trump, la Cina cresce, deve crescere, continuerà a crescere. Ora, sarà da capire se gli accordi commerciali con l'America, che avrà o non avrà e in che modo li avrà, di cui ad oggi ancora non sappiamo, in che modo impatteranno l'economia cinese. In questo momento questo significa che c'è un'aleatoria, un rischio, un punto di domanda sopra questo tipo di mercato, ma che sia tendenzialmente in crescita, questo è abbastanza evidente. Allora, qual è la strategia migliore per entrare in un mercato rischioso che però ha potenzialità di crescita? Sicuramente il piano di accumulo, quindi al posto che entrare direttamente in un punto della curva, cerco di entrare in tutte le fasi della curva in maniera tale da mediare il prezzo di acquisto. Oggi un piano di accumulo sul mercato cinese secondo me è assolutamente positivo, io lo vedo bene, magari puntando un po' più in là nel tempo, non speculando da oggi a domani, quindi avendo un orizzonte temporale un po' più lungo, ma un piano di accumulo sul mercato cinese secondo me è assolutamente positivo. Un mercato che però ha una certa volatilità, no? E sì, che ma può per fortuna, spaventare questo. Sì, ma per fortuna è ai minimi e quindi anche con questa certa volatilità comunque partiamo dal basso. Comprare questa parte qui di mercato, insomma, è impensabile che la Cina tra 5 anni sia un mercato più piccolo di oggi. Voglio dire, che cosa deve succedere perché questo avvenga? Un disastro mondiale? Okay, questo non lo possiamo sapere, però insomma la potenzialità di crescita c'è ed è enorme. Oltretutto la Cina ha margini di crescita giganteschi perché al momento è solo la parte est della Cina che è sviluppata, la parte centro e occidentale è via via sempre più arretrata. Diciamo che oggi è un mercato che ha molta potenzialità di crescita. Tra l'altro molte persone non lo sanno, ma il settore aerospaziale oggi parla cinese, nel senso che loro sono lo Stato con la tecnologia più avanzata in assoluto sul settore aerospaziale. Quasi tutte le missioni spaziali sono presiedute dalla Cina, cioè, sono molto avanzati dal punto di vista tecnologico, più di tanti altri Stati. E ricordo che insomma sempre riguardo del mercato azionario cinese lei ci aveva detto sarebbe stato meglio approfittarne quando insomma nelle settimane, nei mesi precedenti io è un anno che lo dico. Auspicavo insomma di poter parlare di queste ottime performance, ma mi sembra comunque di capire che è un mercato sul quale si può continuare a puntare, no? Sì, secondo me decisamente sì, tant'è che nell'ultimo anno e mezzo, per esempio, questo è uno di quei casi in cui è stato sicuramente noioso l'ultimo anno e mezzo, certo che però negli ultimi 2 mesi questa noia si è tramutata in rendimenti particolarmente elevati. E come mai? Cosa è successo che ha permesso questo exploit del mercato azionario cinese? Ma semplicemente il governo cinese ha dichiarato che sarà puntuale alle scadenze e agli impegni assunti, alla scadenza del piano quinquennale, sarà puntuale nel raggiungere gli impegni assunti in termini di produzione, in termini di mercato del lavoro, su tutti i punti sui quali ha puntato nel suo piano quinquennale, perché la Cina di 5 anni in 5 anni dichiara cosa farà. Era un po' indietro rispetto a questi piani, ma il governo cinese sappiamo che quando dice qualcosa poi lo fa, gode di molta credibilità. Quando ha dichiarato saremo puntuali alle scadenze, il mercato ha apprezzato immediatamente il mercato azionario cinese è schizzato in alto, insomma, e nell'arco di meno di un mese ha fatto praticamente un più 50%. Senta, prima di andare in pubblicità... Quindi prego. Chi ha comprato in quell'anno e mezzo con molta noia sul mercato piatto sul fondo... E magari vedendo qualche segno rosso che ha impensierito... qualche segno meno. Certo, che cosa ha fatto? Chi ha comprato col piano di accumulo ha comprato addirittura ancora più basso, quei segni rossi, e a fronte di una crescita oggi ha monetizzato molto molto bene. Certo che non è lineare. Questa è una logica un po' diversa. A volte può mettere un po' di mal di pancia, ma il professionista serve non tanto a vendere fumo, ma magari a dare una gestione emotiva corretta rispetto alle situazioni di mercato, perché vedere un segno meno può spaventare, dipende, a volte conviene toglierlo, a volte semplicemente basta comprare, continuare o aspettare. E questo lo si può capire solo con l'aiuto del professionista? Direi di sì. Allora, prima di andare in pubblicità le chiedo di farci chiarezza in particolare su un termine, perché oggi i titoli di giornale parlano di risico bancario. Che cosa significa? Significa che ci dobbiamo preoccupare? No,
Diciamo che c'è in atto uno scenario di aggregazione, le banche grandi stanno acquisendo quelle piccole per accentrare un pochettino la gestione bancaria. Oggi c'è una dispersione enorme di tanti piccoli gruppi bancari che in realtà già si è un po' ridotto, perché questa logica è in piedi da anni, sta riprendendo nuovamente piede questo aspetto qui e tanti gruppi bancari spariranno a favore di gruppi un po' più grossi. Si intende un po' questo per risico bancario. Allora, noi ci fermiamo davvero per un paio di minuti di pubblicità, torniamo tra pochissimo ancora in diretta per parlare di nuove opportunità di investimento e molto altro ancora, tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in diretta al nostro consueto approfondimento dedicato ai temi della finanza e proprio di mercati finanziari stiamo parlando, tra evoluzioni e nuove opportunità. Insieme a me c'è Mauro Schileo, consulente patrimoniale, con cui stiamo parlando anche un po' di attualità, no? Perché abbiamo capito quanto l'elezione, la rielezione di Trump abbia inciso, scosso i mercati insieme agli altri eventi geopolitici, economici, tra guerre e crisi di governo che hanno un po' caratterizzato questo 2024. Abbiamo parlato di mercato azionario cinese, abbiamo parlato di Bitcoin, sul quale appunto lei sempre aveva avuto delle riserve, ma insomma c'è questa apertura dalla rielezione di Trump. Le chiedo ora dei BTP, perché anche su questo lei aveva un po' espresso le grandi opportunità, le grandi performance che poi di fatto si sono verificate. È ancora così? È ancora un tema, uno strumento su cui puntare? È uno strumento su cui puntare a breve termine, forse sì. Ora BTP di estremo lungo termine io non so quanto sia il caso di continuare ad averne in portafoglio. Chi ce li ha li può tenere ancora per un po', secondo me, ma non entrerei con nuova liquidità in questo tipo di mercati perché credo siano già abbastanza vicini al fine corsa. Quindi troppo rischio, troppo poco rendimento, sempre il concetto di prima. Certo che chi ha cavalcato l'onda a partire da settembre, ottobre dell'anno precedente, quindi nell'ultimo anno abbondante, con titoli di Stato ha portato a casa performance superiori al 10%, ho clienti che hanno fatto il 15%, il 17% con i BTP, voglio dire. Come hanno fatto? Beh, insomma, un po' di mestiere, ora chi avrà piacere di scoprirlo mi dovrà chiamare, questo è un po' il concetto. Però sì, assolutamente positivo come mercato. Diciamo che oggi secondo me hanno corso molto, c'è un meccanismo di mercato tale per cui probabilmente porterà ancora un po' di crescita, però non lo so per quanto durerà, quindi chi ce li ha può beneficiarne. Non entrerei in questa fase di mercato già alta su BTP di lungo termine. Per quel che riguarda i titoli di Stato a breve termine, questa è tutt'altra logica, perché semplicemente entra nel ragionamento riguardante la difesa di portafoglio e non nell'aspetto speculativo, quindi quello va sempre bene. Ancora qualcosina pagano. Vuole dirci qualcosa in più su questo, sui titoli di Stato? Riguardo il breve termine? Sì. Ma ad oggi i titoli di Stato pagano un 1,5, 2,5%, volendo su scadenze un po' più lunghe si arriva anche al 3%. Non è un rendimento esaltante, però voglio dire, oggi è sicuramente meglio del niente sui conti correnti, quindi sicuramente può essere positivo. È quello che dicevo prima, in questo momento la liquidità non paga, quindi qualsiasi investimento va bene, il concetto è dipende che tempistiche e che rischi voglio assumere. Quindi questo è il concetto. Continuare insomma a monitorare comunque quello che accade. Ci chiedono come fare per avere un primo approccio con lei, per affidarle il patrimonio, insomma per capire quali sono le mosse che si possono fare, come capire se insomma, si può guadagnare qualcosina, investire i propri risparmi in modo accurato. La risposta è sì, si può, basta contattarmi, ci sono i numeri e le mail in sovraimpressione. Basta contattarmi, fissare un appuntamento, partiremo da un'analisi di portafoglio, quindi valutando quello che c'è, valutando se è congruo ai profili di rischio, se è congruo alle volontà della famiglia, della persona. Capito questo, se è tutto ok, bene, se non è ok e ci sono ambiti nei quali poter migliorare, formulerò un'offerta, formulerò delle modifiche da apporre al portafoglio che poi se la persona vorrà potrà sottoscrivere e portare avanti oppure no. Questo è un po' il concetto. Abbiamo parlato di Trump e di America, che sembra essere così distante da noi, ma abbiamo capito che in realtà non lo è poi così molto. Cosa sta facendo invece la BCE, la nostra Banca Centrale Europea, che fino adesso
è riuscita comunque a contenere l'inflazione, a abbassarla sui livelli che insomma erano quelli desiderati. Deve evitare la recessione la BCE, nel senso che l'Europa è più lenta nella ripresa, è più lenta in generale in diverse situazioni. Banca Centrale Europea ha spinto molto nell'alzare i tassi e contenere l'inflazione, manovra certamente riuscita. Il punto è oggi che questo innalzamento dei tassi, questa stretta, ha rallentato parecchio il mercato, in particolare anche il mercato immobiliare che si è rallentato un po'. Oggi comprare casa già costa una follia e per quel che riguarda i mutui costano il resto della follia, quindi è particolarmente oneroso l'acquisto immobiliare in questo momento. Diciamo che la stretta di Banca Centrale Europea ha portato a un rallentamento della compravendita immobiliare perché di fatto i mutui sono scesi, il costo del denaro insomma, è sceso per avere accesso al credito, dovrebbe riportare un po' di acquisti immobiliari perché di fatto il rischio è che si fermi completamente la macchina economica, tant'è che questo rallentamento dettato dall'aumento dei tassi si riflette su valori immobiliari leggermente in calo, quindi si sono ritoccati un po' a ribasso anche i prezzi degli immobili, quindi ricomincia ad essere un periodo buono per valutare acquisti immobiliari, cosa che magari negli ultimi 12 mesi è stata particolarmente onerosa. Ora, le case sono un bene necessario, quindi chi deve comprarla per 1000 motivi personali, familiari, certamente avrà proceduto comunque all'acquisto, però potendo scegliere se comprare oggi o comprare domani un immobile, sicuramente il periodo che arriva sarà più profittevole per chi vuole comprare, ecco. Certo. Meno costoso. Il fatto è che insomma, durante questi ultimi mesi la BCE ha lanciato forti stimoli per sostenere l'economia e tra l'altro manca poco più di un mese, circa un mese, alla prossima riunione della BCE che sarà l'ultima di questo 2024. E lo abbiamo già detto, rispetto all'ultimo taglio che c'è stato dei tassi a ottobre, lo scenario è già mutato notevolmente con le elezioni di Trump, ma non solo. Ma l'attenzione è rivolta già a quello che potrebbe succedere nel 2025, anche alla luce di quello che sta accadendo in Germania. Ne abbiamo parlato proprio del mercato tedesco nella scorsa puntata, Germania che in questo momento sta vivendo una crisi di governo importante, probabilmente si arriverà anche alle elezioni anticipate, un'economia che è già fiaccata e che potrebbe aprire nuovi scenari, no? Sì, diciamo che, ripeto, la Germania in Europa è forse lo Stato che soffre di più in questo momento perché la riconversione dell'industria da estera a europea pone la Germania un pochettino in difficoltà perché, voglio dire, oggi produceva anche per gli altri e adesso gli altri cominciano a produrre togliendo quote di mercato. Diciamo che la recessione probabilmente inizia lì e la BCE deve sostenere l'Europa, tra cui la Germania, che è uno dei pistoni principali, quindi se non il principale. Pertanto il taglio dei tassi è un po' obbligatorio, da capire con quale passo vorrà procedere, ma ritengo ragionevole e verosimile che a dicembre operi un ulteriore taglio dei tassi, se non sarà dicembre sarà gennaio secondo me, ma questo è il periodo, e continuerà fino ad arrivare intorno al 2%, 2, 2,5%, adesso capiremo in base anche a quello che succede, però siamo ancora lontani, oggi siamo sopra il 3%, quindi sicuramente ci sarà un bel percorso da portare avanti. Il 2025 vedrà una discesa notevole del costo del denaro e un allentamento della stretta economica, ecco anche perché l'accesso al credito, i mutui e l'immobiliare sono settori trainanti che vedranno beneficio, quindi tutta una serie di situazioni porteranno beneficio a questo tipo di settore. Ecco, alla luce di tutte queste manovre che ci sono state, di quelle che probabilmente ci saranno in futuro, le chiedo come si muove un consulente patrimoniale, che cosa fa, come monitora i mercati, le opportunità che ci sono da cogliere, come consiglia ai suoi clienti? Beh, sicuramente una cosa importante da sapere è che nel momento in cui cambia l'assetto patrimoniale di una famiglia, faccio un esempio, si compra un nuovo immobile, magari anche una seconda casa perché è un buon momento, il mercato è sceso e voglio investire non sul mercato liquido ma sul mercato immobiliare, come mi comporterò dal punto di vista successorio? Adesso non ho più una casa, ora ne ho due e magari ho due figli, che si fa? Da capire, quindi quando c'è un cambiamento sensibile dell'assetto patrimoniale della famiglia
è opportuno rimettere in gioco le decisioni già prese per riadattare quelle decisioni al nuovo scenario finanziario e personale. Quindi in quel caso sicuramente il consulente patrimoniale è una figura che può dare supporto per evitare errori, per dare seguito alle volontà. Cioè io, se fossi un telespettatore da casa, per capire se ho bisogno o meno di un consulente finanziario mi farei alcune domande. Un esempio può essere: se dovessi venire a mancare oggi, a chi andrà il mio patrimonio? A chi non andrà? Andrà a chi voglio io? Tutelerò i soggetti a cui voglio bene? Sì? No? In che modo? Lascerò una distribuzione equa? Privilegerò qualcuno? Penalizzerò qualcun altro? Cioè, se a tutte queste domande, e me ne vengono in mente anche molte altre, ma non voglio dilungarmi troppo, la risposta è sì, so esattamente cosa fare e come farlo, non avete bisogno di un consulente. Se a qualcuna di queste domande invece non è chiara la risposta, direi proprio che è opportuno saperlo, e quindi diventa necessaria una consulenza e almeno un'analisi di quello che può essere l'impatto con un consulente, un professionista qualificato. Io ricordo una frase che lei ci disse probabilmente dalla prima puntata, dal primo approfondimento che abbiamo fatto insieme, ed è: i morti non firmano. Sì, i morti non firmano e ricordati che devi morire, sono due frasi che dico spesso ridendo, ma che abbiamo poche certezze in questa vita. Una di queste è che dovremmo lasciare quello che abbiamo a qualcun altro, quindi direi che un'analisi è abbastanza obbligatorio farla. Anni fa non era un'usanza comune farlo, oggi secondo me le persone sono particolarmente più sensibili al punto, tant'è che anche il governo ha in serbo diverse novità a partire dal 2025, c'è uno scenario di cambiamento. Io direi che è quantomeno opportuno valutare con le leggi attuali se si può beneficiare o meno delle situazioni attuali, a chi lasciare, come impostare il patrimonio. Alle volte costa anche zero fare questa cosa, alle volte ci sono scenari dove il patrimonio è più complesso e quindi comporta qualche spesa, ma comunque tutte cifre che io spenderei volentieri per tutelare e salvaguardare il mio patrimonio nell'interesse della mia famiglia. D'altra parte lavoriamo tutta la vita per costituire quel patrimonio, per poi disperderlo, lasciare liti, rovinare i rapporti tra eredi. Cioè, a me dispiacerebbe sapere che i miei figli litigheranno, mia moglie non sarà tutelata, eccetera, cioè, lascerò disparità, magari ho prestato qualcosa a qualcuno che non verrà restituito e magari sto penalizzando un fratello a sfavore dell'altro o premiando qualcuno a sfavore dell'altro. Cioè, sono situazioni che poi innescano dinamiche familiari particolarmente antipatiche e anche difficili da gestire, insomma. Io sono per la famiglia e quindi per il mangiare il panettone assieme a Natale, visto che il periodo si avvicina. Anche perché spesso ci dimentichiamo che, insomma, tra l'eredità, che può sembrare solo qualcosa di bello, di piacevole, non c'è solo qualcosa di bello e di piacevole, ma quello che passa in successione sono anche i debiti, quindi è bene essere cauti, è bene sapere tutto quello che può accadere nel caso in cui si presentasse una vicenda di questo genere, no? Come tutto nella vita bisogna gestirlo, anche i debiti e le successioni vanno gestiti, ovviamente come non c'è una regola, qui bisogna avere il professionista che ha ben chiaro le regole del gioco e capire quali applicare in questo caso specifico. Ogni famiglia ha le sue, anche perché a parità di patrimonio magari ci sono rapporti diversi o semplicemente buoni rapporti o cattivi rapporti all'interno di una famiglia piuttosto che un'altra. Quindi questo è un aspetto veramente importante da valutare. Tra i beni che passano in successione poi ci sono anche gli investimenti, no? Che una persona fa. Bisogna considerare che se dovessi venire a mancare oggi si congela la situazione e tutto quello che fa capo al decuius, cioè la persona che viene a mancare, passa in eredità. La formuletta è relictum, cioè tutto quello che ho, meno debitum, cioè tolti i debiti, più donatum, perché quello che ho donato ritorna a far parte del patrimonio, aspetto che molte persone non considerano perché ho donato la casa ai figli, risolto il problema. Magari l'ha generato, l'ha risolto in teoria in vita, mortis causa, lascerà un bello strascico con i fratelli, insomma con gli altri eredi. Da capire bene cosa è stato fatto. Quindi questa è la formula, quindi tutto quello che va in successione è qualsiasi cosa, dai beni mobili, auto, denaro, investimenti, piuttosto che quote aziendali, piuttosto che ovviamente immobili, terreni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qualsiasi cosa facente capo alla persona che è venuta a mancare passerà in eredità agli eredi. E un altro aspetto importante è chi sono i miei eredi e in quale percentuale partecipano, perché lo Stato definisce con una tabella molto precisa quali sono le partecipazioni all'eredità
e non è affatto scontato che perché io voglia che tutto vada a qualcuno possa tagliare altri eredi. Non è affatto così, bisogna capire come, in che modo, in quale percentuale, come posso muovermi, in che modo non pesto i piedi ai miei eredi. Rispetto alle quote di legittima, cioè è un tema particolarmente importante e delicato. Noto che spesso le informazioni che abbiamo sono scorrette, inadeguate. Il 90% sono dicerie da bar. E quindi molto spesso le troviamo anche sul web, che ormai sappiamo essere il miglior consulente. Troviamo qualsiasi informazione e non riusciamo a capire cosa può essere corretto, e quindi spesso pensiamo di avere le risposte, ma in realtà quando poi ci interfacciamo con una persona competente capiamo che forse era meglio fare una valutazione prima, no? Ma sì, anche perché magari non costa nulla valutare cosa si può fare, poi che uno decida di fare o meno, questo è un altro paio di maniche, ma almeno sapere qual è la situazione, tanti non la sanno. Un esempio che secondo me è sempre particolarmente calzante è i coniugi separati. I coniugi separati sono ancora sposati. Legalmente parlando, il divorzio mette fine ai matrimoni, non la separazione. Se oggi fossi separato e venissi a mancare, mia moglie è ancora erede e quindi va gestita questa cosa. Cioè, non è un dettaglio da poco, molta gente questo nemmeno lo sa, non ci pensa proprio, e secondo me incide particolarmente, soprattutto se magari l'ex moglie o l'ex marito si sono rifatti una vita e hanno deciso di andare avanti, idem dall'altra parte, sapere che se oggi vengo a mancare il mio patrimonio non va alla famiglia ma va in grossa parte all'ex famiglia, magari mi sta bene, magari no. Se la risposta è no, e tendenzialmente è no in questi casi, voglio dire, qualcosa dovremmo pur fare per risolvere il problema. Abbiamo capito che insomma lo strumento c'è almeno saperlo, dico, per evitare brutte sorprese e situazioni sgradevoli. Tornando ai nostri investimenti e anche alle nuove opportunità da cogliere, nelle scorse puntate avevamo fatto un po' una carrellata, avevamo parlato di tecnologia, di robotica, di intelligenza artificiale, di sicurezza informatica, di mercato indiano e anche del mercato della salute. Dopo il Covid, che cosa è successo da questo punto di vista? Parlo in particolare del mercato della salute. Allora, il mercato della salute, parto dalla fine. Oggi, secondo me, torna ad essere un mercato particolarmente valido da avere in portafoglio. Se io vedo la proiezione di crescita del mercato della salute, è stata praticamente una linea piatta in crescita negli ultimi 30 anni. Ha avuto un picco di accelerazione di crescita soltanto dopo le questioni legate al Covid, quindi nei 2 anni successivi, dal 2020 al 2022, ha avuto un exploit particolarmente valido. Oggi è ritornato, è sceso, nell'ultimo anno e mezzo è un mercato sceso, ritornato a valori più normali, di nuovo pronto a riprendere la crescita che ha sempre avuto. Quindi questo è uno di quei momenti in cui se fino a ieri vedevo segno meno sul mercato, non significa che è necessario vendere e tenerlo lontano dal portafogli. Oggi ricomincia ad essere un mercato buono per l'ingresso in liquidità. In questa fase qui. Nell'ultimo anno e mezzo non lo è stato. Le aziende si sono ristrutturate, hanno sistemato insomma, un po' di problemi interni e sono pronte a ricominciare a vedere segno più. E questo è un aspetto importante. C'è molta tecnologia e molta innovazione nel settore della salute. Per esempio sono stati scoperti diversi farmaci per curare malattie cardiovascolari, l'obesità, l'Alzheimer. Ci sono molte innovazioni e questo alle case farmaceutiche porta molto introito. Fino a un paio d'anni fa tutto questo non esisteva. Quindi mi sembra di capire che la diversificazione di cui lei spesso ci ha parlato rimanga comunque la chiave per costruire un portafoglio bilanciato? Sì, e poi lo stare sul pezzo. Allora, la diversificazione la si imposta, lo stare sul pezzo è quello che fa il professionista, quindi è per quello che ci vuole. Tornando invece a parlare dei piani di accumulo del capitale di cui abbiamo parlato poco fa e anche rapportandolo alla volatilità di determinati mercati, abbiamo capito che il piano di accumulo è uno strumento corretto per bilanciare questo, no? La volatilità dei mercati. Sì, a me piace molto, io suggerisco molto spesso i piani di accumulo ai clienti, tendo a fare anche interi portafogli basati su piani di accumulo, soprattutto magari per quelli un po' più piccoli, perché riduce la rischiosità intrinseca dell'investimento e ne ottimizza le performance, quindi conviene secondo me sempre avere un piano di accumulo, soprattutto nel lungo termine. Esempio, ad ogni figlio nato suggerisco sempre di cominciare ad accantonare nei 20 anni successivi.
piccolo esempio, perché però porta particolari benefici nel lungo termine, piuttosto che per chi vuole affrontare la pensione e gli eventi che verranno, avere della liquidità da parte è sempre particolarmente intelligente e ragionevole secondo me. Si può iniziare anche avendo a disposizione una somma di denaro non particolarmente consistente, Sì, con qualche risparmio? Sono veramente minime le cifre per poter accedere ad un piano di accumulo, parliamo di veramente poche centinaia di euro o qualche migliaio di euro, cioè poco, cifre assolutamente abbordabili da qualsiasi famiglia. L'importante però la ripetitività, nel senso che nessuno dei miei clienti che ha da parte 1 milione ha messo da parte 1 milione in un'unica operazione, è la somma di tanti versamenti, tanti accantonamenti. Ora, c'è chi ha più reddito e riesce a farlo velocemente, c'è chi ha meno reddito e ha bisogno di più tempo davanti, ma il concetto è essere regolari e accantonare. Questo genera molta forza negli investimenti, a lungo termine paga particolarmente bene. Presenta anche dei rischi, visto che poco fa appunto parlavamo anche di rischio negli investimenti? Beh, certo, è un investimento, quindi c'è sempre un rischio, però nel piano di accumulo è più basso rispetto ad altri investimenti, questo sicuramente va detto. Che rendimenti si possono ottenere? Proprio Dipende per dal tipo di tema mercato di che si cui parlavamo affronta. poco fa. Un piano di accumulo su obbligazionario è diverso dall'azionario. In questo momento io sto chiudendo piani magari aperti anche 10 anni fa che oggi stanno vedendo performance dove il capitale si è anche raddoppiato o più che raddoppiato. Voglio dire, dipende, questo non è una regola, i prossimi 10 anni faccio fatica a prevederli tutti e 10, però certamente con un piano di accumulo si può capire quando è il momento di spingere un po' di più, un po' di meno. Piano di accumulo o fondo pensione, due strumenti insomma, che presentano delle somiglianze ma sono comunque differenti. Possiamo dire se uno è migliore rispetto ad un altro o hanno obiettivi diversi? Allora, il fondo pensione è comunque un piano di accumulo, come tutti gli altri, con la caratteristica del vincolo e essendoci quindi un vincolo permette di avere un recupero fiscale, perché quel denaro viene considerato tecnicamente un costo, anche se un costo non è un accantonamento. Il vincolo è dato dal fatto della P della pensione, fondo individuale pensionistico, quindi accantono per la pensione. Ci sono dei motivi per i quali io posso prelevare denaro, ma tendenzialmente quel denaro lì è destinato alla pensione. È un piano di accumulo, io nel lungo termine suggerisco spesso e volentieri l'azionario sui fondi pensione, soprattutto se c'è molto tempo davanti prima di arrivare alla pensione, però di fatto è un accantonamento di liquidità. Il TFR tra rimanere fermo in azienda o andare su un fondo pensione è sempre lo stesso identico denaro. Qual è la differenza? Che gode di un beneficio fiscale notevole il fondo pensione. Quando andrò in pensione con il TFR in azienda pagherò le tasse secondo le aliquote marginali IRPEF, cioè le aliquote sul reddito che ho normalmente a circa 1/3 in Italia, mentre sul fondo pensione, male che vada, pagherò il 15%, dopo 35 anni avrò il 9% che è la minore tassazione possibile. Ora, non occorre un esperto di finanza per capire che sulla stessa cifra che io abbia accantonato da una parte o dall'altra è meglio pagare il 9% piuttosto che il 30%. Questo è abbastanza semplice, più tutti i rendimenti derivanti dal fondo. Quindi io sono sempre particolarmente favorevole ai fondi pensione e all'accantonamento su questi. Certo che non è uno strumento sul quale destinare tutto il patrimonio, perché sia valido, voglio dire, è sempre una parte dell'investimento. Eppure, e la cosa mi stupisce, leggevo proprio oggi i giornali in cui si scriveva che cresce l'interesse da parte dei giovani per la finanza e soprattutto anche il fatto che i giovani si documentino e cerchino informazioni attraverso i social, ma il fatto che i giovani snobbino moltissimo il mercato azionario, ma anche la previdenza complementare e quindi poco o scarso interesse nella pensione integrativa. Eppure sappiamo quanto, soprattutto per le giovani generazioni, questo sia fondamentale e importante. Perché secondo lei? È un tema di reddito questo. Hanno poco reddito e oggi i redditi in Italia sono cresciuti poco e hanno difficoltà ad accantonare, soprattutto su un fondo pensione. I ragazzi giovani snobbano l'azionario, non è così vero, nel senso che l'azionario lo guardano ma non dà quel picco viscerale di crescita, perché sui social si parla soltanto di trading spinto e super performance, non si parla mai di rischi, quindi i ragazzini normalmente tendono a andare tutti over risk e quindi andare con portafogli estremamente rischiosi per puntare alle super performance per moltiplicare il capitale. Certo che offre rischi giganti dall'altra parte che io vorrei smarcare, quindi l'azionario
non è amatissimo perché richiede un po' più di tempo, che è quello che i ragazzi non vogliono, perché la fretta di correre veloci, questo è un po' il concetto. Sì, questo è importante. Però è vero che sui social oggi c'è sempre maggiore attenzione, sì, ci sono assolutamente molte informazioni, sì. e anche lì bisogna essere capaci a capire quali sono corrette, quali invece non sono proprio così giuste. Ultimamente mi sto muovendo molto sui social network per cercare di fare un po' di, come si dice, sensibilizzazione. Un po' di cultura di finanza anche. Sì, di fatto vedo che la popolazione giovane tende a rispondere meno perché o sono estremamente speculativi o insomma hanno tematiche diverse da chi ha un patrimonio già consolidato, quindi è una categoria un po' particolare, ha le sue specifiche. Allora, siamo davvero in chiusura, abbiamo gli ultimi 2 minuti. Vorrei chiudere in questo modo. Lei spesso ci ha detto, vedo che le persone hanno difficoltà a vincere la resistenza, a rompere il ghiaccio, ad avere un contatto con me, perché anche semplicemente per avere delle informazioni e capire se i propri risparmi sono gestiti nel modo corretto. Lo riscontra ancora? Qual è il consiglio che vuole dare a chi ci segue da casa? Voglio rispondere così. Nel karate ci sono diverse cinture che identificano i vari gradi di bravura. C'è la cintura gialla, la cintura rossa, la cintura nera, eccetera, eccetera. Credo che la cintura più difficile da acquisire sia la cintura bianca, cioè la prima, quella che serve quando si rompe il ghiaccio e si inizia a fare karate, perché poi il resto è tutta quanta volontà di crescita, eccetera. Oggi io vorrei che tutte quante le persone a casa diventassero cintura bianca di consulenza finanziaria, per cominciare a contattare un professionista ed avere a che fare con un professionista e capire se può fare il caso loro. Non costa nulla, voglio dire. Chi non è soddisfatto dei costi applicati dalla propria banca, anche dal livello di servizio, come abbiamo detto poco fa, dai risultati. Chi è soddisfatto dei costi della propria banca può fare a meno di chiamarmi. Chi è soddisfatto delle performance può fare a meno di chiamarmi. Tutti gli altri hanno il numero in sovraimpressione. Questo è l'ultimo messaggio con cui vogliamo concludere? Sì. Direi che è efficace. Bene, siamo in chiusura. Io ringrazio Mauro Schileo, consulente patrimoniale, chiaro come sempre. Grazie di averci spiegato temi importanti che si riflettono sulla nostra quotidianità. Grazie a voi di averci seguito da casa, ad Alessandro Granziera e Tommaso Migot in regia. Vi lascio al film, alla nostra pellicola, e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia. Arrivederci.